It's a pancetta wrapped veal cutlet filled with sage, grana padano, served on a bed of braised radicchio with frico. The veal is perfectly cooked, like a very good medium rare. The frico is very, very good, and it's very, very crispy and rich and exactly what it should be. E per definizione il piatto friulano, reso celebre anche negli Stati Uniti dalla vianese Luca Manfè, che ha conquistato i severi giudici di Masterchef proprio con quel mix di patate e formaggio che fa impazzire tutti. Piatto povero che una volta si faceva con gli economici tuberi e le croste del formaggio è diventato via via, come tanti altri, un'eccellenza. Può essere più solido o più liquido, può essere morbido o più duro, poco importa, la realtà è che è buono. Ora però rischia di perdere il suo nome, o meglio, rischia di perdere una denominazione ufficiale, visto che in Olanda esiste una marca che si chiama Frico Cheese, il cui marchio è stato depositato. Paradossi italiani, i cui prodotti enogastronomici sono i più contraffatti e che per natura riesce a farsi fregare anche i marchi. Chiaramente sarebbe stato impossibile registrare il nome, ma almeno un tentativo per creare una DOP o un IGP non sarebbe stato impossibile, anche se poi questo avrebbe richiesto una serie di ingredienti specifici che di fatto avrebbe snaturato il suo fascino. Certo, il Frico non è un vino il cui nome è importante, ma è sicuramente una delle eccellenze, e se a questo ci aggiungiamo il Terraneo, il cui marchio è ancora in bilico, perdere anche la possibilità di scrivere sui menù o sulle guide turistiche il nome Frico sarebbe una bella beffa. Vabbè, benvenuti in Italia, paese che insegna a tutto il mondo a cucinare, ma che non è in grado di farsi rispettare. L'importante però è non toccare le ricette della nonna. Il frico è in pericolo, sì o no? E che cosa è in pericolo del frico? La questione è riemersa fortemente in questi giorni a causa di una petizione. Analizzeremo la questione in maniera approfondita con Franco Savio. Buonasera Savio, buonasera, conosciuto anche come The King of Frico, poi ci spiegherà perché. Allora Franco, questo frico è in pericolo sì o no? Chiariamo subito la vicenda. Allora, per quanto ne so io, per quanto mi riguarda, il frico non è in pericolo, perché praticamente si tratta solo di una diatriba che io ho già risolto molti anni fa con gli olandesi, che sono titolari del marchio Frico, marchio registrato in questo caso, che è un acronimo comunque, non è un nome di un formaggio, che deriva da Friesland Cooperative, insomma è questa famosa cooperativa. Esatto, una cooperativa che ha quasi, grossissima. Sì, che ha quasi 3.000 dipendenti, mi pare che sono terzi produttori al mondo di formaggi, e hanno delle quote insomma non indifferenti. Che è presente insomma. Anche in Italia, io ancora negli anni 80 ricordo dal salumiere. C'era il Fricotal, no? Che era un mentalino olandese che importavamo anche noi nella storia del mio passato, insomma, perché questa azienda esiste da più di 100 anni. Faceva la pubblicità Gullit, mi ricordo, visto che siamo in una rete capito, televisiva che parla molto di calcio, mi ricordo il Fricotal. Sì. Che era un mentalino olandese, che era simile all'Erdammer, per dire, ad altri marchi più famosi in Italia, no? come marketing. Comunque, niente, noi appunto, io 25 anni fa avevo registrato il marchio Frico in Italia pensando appunto di salvaguardare un po' il marchio in Italia, no? E, a dire la verità, dopo 10 anni che l'avevo registrato ho cominciato ad avere dei problemi, insomma, prima con un'azienda svedese che voleva appropriarsi di questo marchio. Ecco qua Franco, la interrompo un attimo, vediamo in sovraimpressione così salva il frico dalla sorte del Tokai. Questo è un articolo del novembre del 2014, un'intervista fatta con il portale web Udine Today, dove lei racconta la storia di cui stiamo parlando adesso. Ciclicamente questa vicenda riemerge, è riemersa anche adesso in questi ultimi giorni, però la pappardella o il frico in questo caso è sempre lo stesso, no? Prima ancora mi raccontava che venne intervistato addirittura dal Gazzettino originariamente per chiarire questa vicenda. Esatto. Il tutto è riemerso in questi giorni per una petizione lanciata sul web, sul portale Diario del Web in questo caso, da parte di un produttore
che ha deciso di lanciare il prodotto di registrare il marchio Frico di Carpacco, esatto, giusto? Che non dovremmo avere anche la petizione che chiaramente andando a toccare quelli che sono uno degli argomenti più sensibili, no? Assieme a Frecce Tricolori, Alpini, quando tocchi il Frico è difficile che i friulani non si infastidiscono, però è giusto chiarire il fatto che la vicenda, pur essendo riemersa adesso, è stata originata anni e anni fa, no? Vediamo un attimo se abbiamo in sovraimpressione, ecco qua la petizione, salviamo il Frico friulano con questo imprenditore friulano che vuole che si dice, insomma, che dichiara di voler tutelare il Frico da minacce estere. Il Frico, diciamolo chiaramente ancora una volta, non è minacciato. Non è minacciato assolutamente. Il Frico era minacciato, la parola Frico, quando ai tempi che io avevo registrato il marchio. Quindi stiamo parlando di che anno? Anni 2000, allora dal 93, 92, 91, 92 fino al 2001. Perché facciamo bene un excursus. A lei venne in mente di registrare il marchio perché fondò un'azienda. Perché io come storicità provengo dal settore dei formaggi all'ingrosso, avevamo un'azienda. Con la vostra famiglia avevate un'azienda del settore, diciamo, non di produzione ma di commercio, di commercializzazione, di importazione, formaggi e affinatura di formaggi. Quindi noi... Questo nel Friuli Collinare, no? Sì, a Tarcento, esatto. Praticamente quando gli olandesi hanno cominciato a vedere le nostre campionature di Frico. Questo come è successo? Spieghiamo anche questo. Lei registrò il marchio Frico, mise in piedi dopo un'attività, sempre parlando di sport da rallista, giusto che ci tiene a questi trascorsi, no? Mise in piedi un'azienda con l'idea, perché questa è stata la genialità comunque dell'idea. Io volevo diversificare la tipologia di lavoro che stavo facendo. Certo. Mi ero stufato praticamente dell'ingrosso dei formaggi, delle trattative, tutte basate appunto soltanto su un prezzo e basta, non ti distinguevi per niente, per nessuna cosa, era soltanto il prezzo alla fine che determinava una vendita, non la qualità, il servizio, altre cose. Quindi, non riuscivi insomma a diversificare dai tuoi competitors, a dare anche un margine di originalità al quale teneva, forse, no? Allora, non sapendo che cosa fare, fra virgolette, da grande, quanti anni aveva? Ormai ero già troppo grande anche, veramente ho cominciato, diciamo, la mia vita è sempre stata una sfida, prima dal punto di vista motoristico, eccetera, dopo abituata, no? alla competizione. Dovevo cercare un qualcosa che fosse diverso dagli altri. Insomma, e quanti anni aveva all'epoca? No, 33, 34, quando ho iniziato, diciamo, l'idea del Frico, questa idea, perché dovevo cambiare proprio, quindi dall'azienda di famiglia creare questa nuova branca, no? Rinnovare l'idea originaria dell'azienda di famiglia. Esatto, e da lì ho iniziato insomma a pensare al Frico, ho detto perché non fanno il Frico, perché non viene venduto il Frico, perché non è facile da fare il Frico. E siamo quindi, a fine anni 90 più o meno. E nel 97, 96, 97. Anche prima avevo iniziato, però prima erano solo degli esperimenti. Sì, diciamo che il periodo è quello lì. Fine anni 90. Poi proprio nel 97 con la nuova azienda proprio, 95. Fisicamente è andato, dove si andava a registrare il marchio? No, il marchio ce l'avevo già. Ah, ok. C'era già il marchio, l'avevo già registrato. Era già registrato, okay. E da lì ho detto, dobbiamo riuscire a farlo noi. Se non c'è mai riuscito nessuno, perché è difficile da fare, dobbiamo riuscirci noi a farlo, no? Sì. E da lì, insomma, con vari intoppi per strada, tutti che mi dicevano se ero matto, tutte queste cose qua, no? Perché investimenti, no? Debiti su debiti, appunto per cercare di fare un qualcosa di diverso, no? Sì, perché lo producete ancora, lo producevate in maniera, diciamo, artigianale, sì, però industriale, quindi con dei macchinari, no? Inventati, cose un po'... Sì, non esisteva la macchina del frico ancora. Esatto, esattamente. Noi tra l'altro siamo partiti prima con il frico croccante, proprio perché era quello più difficile da fare. E dopo, niente, a un certo punto... La produzione inizia a prendere regime. Esatto, da lì abbiamo iniziato, ci siamo trasferiti di sede, insomma, avevamo preso un ex asilo, un'ex scuola, ristrutturandola un pezzo alla volta, anno dopo anno, insomma, andando con i passi dietro la gamba, insomma, come si dice. E no? iniziate ad andare anche in giro per il mondo a abbiamo proporre iniziato appunto ad andare in giro a cercare di farlo conoscere, no? E quindi questa azienda... Un bel giorno
un bel giorno questa azienda olandese, gli sono arrivati dei campioni che hanno visto dei loro importatori in Giappone e hanno visto sto marchio Frico, no? Come Frico? Siamo noi Frico, no? Certo. Al che sono venuti a cercarmi. Questi dalla Frisia, ecco, se in sovraimpressione possiamo mettere la cartina della Frisia come i nostri potenti mezzi che abbiamo recuperato, come potrebbe fare chiunque su Google Maps, ma giusto per rendersi conto da dove è partita questa battaglia proprio a livello geografico nei confronti di Franco Savio e della sua attività. Qua siamo nel nord dell'Olanda, anche qui per gli amanti del calcio, visto che siamo sempre su Udinese TV, c'è Heerenveen vicino, che è quella, ha la squadra con la maglia a strisce bianco-blu con i cuori rossi, no? Questo con celebri giocatori tipo Jan Huntelaar, no? Così, giusto per fare una divagazione calcistica. Quindi parte questa battaglia dalla Frisia e lì... E arriva una letterina, cosa arriva? Cominciano ad arrivare delle mail. Non c'erano le mail, c'erano già le mail, sì, perché stiamo parlando del 2001, 2002. 2001. Ok. E lì abbiamo appunto iniziato a prendere un po' paura, insomma, perché questi... Vi siete informati, avete detto questi sono grossi. Questi sono grossi, ma io li conoscevo comunque. Io li conoscevo erano perché sempre era del settore, esatto, sì. Solo che mi sono sempre detto, non c'entra niente il loro marchio con il mio, perché io idealmente corrisponde ad un alimento. Ad un alimento e soprattutto un piatto pronto e non un formaggio. Loro invece lo identificavano come un formaggio o come nome della loro azienda. Certo, no? quindi tanti prodotti. Esatto. Quindi io ho dovuto, diciamo, ho cercato un po' con le istituzioni un supporto, se non altro morale, ma non l'ho... Ha bussato un po' di porte, sì, giusto? avevo provato a suo tempo anche in Camera di Commercio, proprio qui a Udine, con l'allora presidente, insomma, ma non mi hanno ascoltato molto, perché probabilmente hanno detto cosa vuole fare 4 frichi all'anno, qua è meglio fare altro, no? Sì, concentrarsi su qualcos'altro. E allora diciamo che la risposta è stata picche, no? Ho ringraziato e sono andato avanti sempre per i fatti miei, insomma, con le mie forze, no? Quindi con i miei studi legali, eccetera. E da lì... Di fronte a un'azienda, no? Del genere, sì. Con uno studio legale interno, probabilmente, con 20 squadre di avvocati. 20 avvocati mi pare avessero come studio legali interni, no? Io ero terrorizzato praticamente, no? Però ha detto non mollo. E dopo mi veniva paura e da ridere quando si sono presentati in azienda, un responsabile loro dall'Olanda è venuto giù apposta, che mi veniva anche da ridere proprio, perché a sapere il colosso che sono questi e venire loro da abituati, abbiamo detto 3.000 dipendenti. Paura che qualcuno gli rubi qualcosa mi veniva proprio da ridere. No? Voi ai tempi eravate una decina forse? No, eravamo in 4. Ah, ok. Allora, adesso siete un po' cresciuti. Sì, no? però abbiamo molta tecnologia, insomma. Sì. E allora ho visto, come guardava dal di fuori nel cortile dell'azienda, io gli ho detto, ma guardi, è tutto qua, sì, non vogliamo rubare niente noi, no? Sì, magari pensava che fosse quella la sede e tutto il paese fosse la produzione. E insomma... Da lì hanno voluto chiaramente avere delle dimostrazioni a livello poi storico, no? Che quello che stavo raccontando era verità, no? Che quindi il frico non era un formaggio ma era un nome di piatto tipico. Sì, che ci fosse tradizione. Quindi andare a cercare libri di storia antichi libri di cucina. Esatto. Però non avrà fatto fatica a trovare quelli, no? No, non ho fatto fatica, però ho dovuto, cose lunghe, perché ho dovuto mettere vicino tutte queste cose e soprattutto con lo studio legale mio, che era uno studio legale di Milano allora, specializzato appunto nella proprietà industriale, nei marchi, insomma, eccetera, e alla fine, insomma, diciamo, per farla breve, in cambio della mia rinuncia al marchio Frico in Italia, quindi che io ho rinunciato, diciamo... Lei ha rinunciato alla R che si appone vicino al nome, giusto? Esatto. Però ho detto, lasciatemi utilizzare comunque il nome Frico, fatemi una liberatoria, dove comunque qualsiasi friulano può beneficiare di questo, no? Quindi abbiamo cambiato un po' la scritta che a suo tempo, secondo loro, ricordava la loro, ma secondo me non era così, ma non importa. Da lì è nato Frico Friuli, il nostro
logo, anziché solo chiamarlo frico, e da lì sì, ho avuto questa liberatoria in mano e quindi ci siamo insomma salvati, questo nel 2004 comunque. Certo, quindi sono mi pare nel 2004. Più di 10 anni che sì. voi potete permettervi di commercializzare il prodotto. Esatto. No? Come nota di colore, la interrompo un attimo, dicevamo prima che la politica è stata, diciamo, la politica o le istituzioni abbastanza sorde, per non dire completamente sorde nei confronti della vicenda. La questione è riemersa in questi giorni, però oggi, dato di cronaca, c'era presente in Friuli la mattina a Codroipo Matteo Salvini e non ha, chiaramente cogliendo la palla al balzo per questa storia della battaglia del Frico, non ha esitato a proporsi con la felpa Save Frico, no? Lo quale lo vediamo in compagnia dell'onorevole suo compagno di partito Massimiliano Fedriga, e quindi anche Salvini partecipa alla battaglia del Frico non sapendo in questo caso che c'è poco da battagliare, perché non c'è niente. Vediamo sempre le foto, sempre dal diario del web, che ha diciamo, sponsorizzato questa petizione e quindi ha fatto arrivare la felpa, anche non se l'è procurata Salvini in questo caso, gliel'hanno fatta avere, giustamente cavalcando l'onda della loro notizia, insomma, no? Però ribadiamo ancora una volta, non c'è bisogno di battaglie particolari. Diciamo che la battaglia, secondo me, bisogna farla in un altro senso. La battaglia bisogna farla nel senso di bisogna creare o arrivare a creare una DOP. Questa è una cosa intelligente da fare. E io anche qui mi sono battuto ancora, credo 6 anni fa o 7 anni fa, avevo cercato di mettere vicino tutte le carte per poter creare una DOP, quindi con tutto quello che era la filiera della produzione, no? Quindi dalla latteria produttrice di formaggi al grossista o all'affinatore, allo stagionatore. Perché bisogna, per questo riconoscimento, certificare tutto. Certificare un po' tutto. E fare in modo che tutto sia legato al territorio. Legato al territorio. Sì. Ma io quello che batto molto è soprattutto la produzione del fricco, produzione, confezionamento, tutto quello che è la produttività che sia comunque fatta in Friuli. Cioè non può, perché noi ci troviamo... Bisognerebbe fare in modo che certificando il tutto si garantisca che è prodotto in Friuli. Quindi, perché come già successo, giusto? Anche lei mi ricordava prima fuori onda, legge negli occhi allo stand della BIT, giusto? Sì, allo stand della BIT a Milano, la promozione del nostro Friuli c'era anche con il frico, che non è frico, che era un prodotto croccante, rotondo, che viene venduto in Friuli come frico, ma non è friulano, è fatto nel bresciano. Allora io dico salvaguardiamo il territorio, no? Da quel punto di vista. Esatto, sì, sono dei miei competitor che ci hanno insomma copiato, hanno brevettato dei processi produttivi, hanno fatto delle cose insomma non da poco, però io continuo a dire salviamo la produzione qua, no? Perché sennò a me chi me lo vieta di andare in Slovenia a produrlo? Certo. Nessuno, no? O vado in Austria a produrre? O dove costerebbe ancora di meno. Esatto, no? Perché anche comunque alla fine poi non si è mai profeti in patria, ho imparato anche questo, un po' nelle mie esperienze, no? Che dopo nascono le invidie, le cose, quindi non c'è niente da fare. Se tu fai qualcosa, c'è sempre qualcuno che ti critica, io non so perché, invece di essere felici perché una persona ha un minimo di... Franco Savio ha fatto qualcosa comunque, al di là delle critiche, comunque esatto, questo io ho sempre cercato, io sono per il fare, non per il dire. Insomma, ecco, proprio in funzione della proposta DOP, siamo aiutati dalla regia sulla questione, l'assessore Sciaurli in questi giorni, che è l'assessore regionale all'agricoltura, si faceva o si alimentava questa polemica, ha chiarito la vicenda DOP o meno con delle dichiarazioni rilasciate al Messaggero Veneto alla collega Michela Zanutto, e lui precisa che non è tanto la DOP, se potete scorrere più in basso si vede la dichiarazione relativa alla differenza fra DOP e SGT. In sintesi, Sciaurli dice non è proponibile la DOP
per una ricetta, no? Fa l'esempio della matriciana, non potremmo proporre la DOP per la ricetta, ma si potrebbe, per tutelare il prodotto frico in questo caso, proporre un'altra tutela che garantisce l'Unione Europea o che garantiscono le discipline legislative dell'Unione Europea, che è la SGT, che è la stessa cosa che è stata fatta per la pizza. Sì, ho capito. Ok? Sempre però c'è un però, è fattibile la cosa, almeno sembrerebbe fattibile, ma se guardiamo invece al riferimento che abbiamo con il Ministero, con quanto disciplinato dal Ministero delle Politiche Agricole per quello che riguarda la pizza, aiutatemi con quel riferimento, si vede che la cosa è disciplinata in maniera strettissima. Cioè adesso cito a memoria, si parla di pizza che deve avere una certa larghezza di diametro, che deve essere alta, vede alcuni centimetri, che deve avere mozzarella di bufala, vede un diametro non superiore a 35 centimetri, un lato rialzato fra 1 e 2 centimetri, nel condimento solo pomodori pelati, mozzarella di bufala campana DOC o la mozzarella SGT, aglio, un filo d'olio, sale, dopo voglio vedere, no, come si vede, no? Sì. Un filo d'olio. Insomma, il problema, la questione che si porrebbe in questo caso, per il frico riusciremmo a trovare una univocità, nel senso, la sua forza o la cosa che piace è che sua nonna lo faceva in un modo, lei lo cucina in un altro, sua moglie in un altro modo. Ci sono varie tipologie. Ci sono varie tipologie. Con la cipolla, all'inizio esatto. Mi ricordo che lei diceva di produrlo con la pancetta, perché a Fusea, se non sbaglio, Era no? il mio primo chef, appunto, era di Fusea, lui lo voleva fare assolutamente come lo faceva la sua nonna, no? Quindi con il guanciale, con la cipolla, eccetera, no? Però diventava un piatto buonissimo, ma comunque era pesantino, no? Certo. Al che io cercavo anche di guardare anche l'aspetto salutistico sul Certo. discorso del frico, perché sempre dalle mie esperienze, quando ad esempio lo facevamo col guanciale all'inizio, l'amica di turno che era vegetariana o l'amico che era vegetariano leggeva in etichettatura 1% di guanciale e non lo mangiava, no? Quindi non va bene, ha perso già un cliente. Quindi giusto, Allora, prospettiva imprenditoriale, no? togliamo il guanciale. A un altro non piaceva la cipolla, togliamo anche la cipolla, no? Dopodiché rimanevano solo le patate, no? E i formaggi, chiaramente, e lì grassi, allora bisogna farci fare dei formaggi che siano un po' meno grassi, più magri. Sì, questo fa parte, diciamo, della ricerca. Esatto. Però anche questo tipo di atteggiamento testimonia come sia davvero difficile dare una ricetta vera, ricetta, e dire il frico friulano vero è così, questo, non è vero, perché ognuno ha le sue varianti. La sua. Quindi anche da questo punto di vista è difficile che si trovi una unicità, o almeno nel momento in cui venga raggiunta. È un po' come accade ai tempi per il friulano, no? Quando si è voluto strutturare un friulano unico, non a coinè del friulano, però ognuno continua a parlarlo al suo modo, è difficile suo, esatto. che spontaneamente uno lo parli secondo quelli che sono, diciamo, i dettami un po' accademici, chiamiamoli così. E quindi anche lì noi abbiamo fatto delle ricette ad hoc del tipo, non so, col guanciale abbiamo fatto il frico allo speck, oppure con la cipolla, li abbiamo separati, no? Abbiamo fatto delle linee a parte, no? Perché avete fatto un sacco di cose per le quali avete il merito, e avete il merito anche di aver portato il frico in tanti posti, di essere riconosciuti come dei produttori. Siamo gli unici certificati. Di stringere alleanze forti, perché all'inizio della trasmissione abbiamo visto nella scheda curata da Andrea Pierini Luca Manfè, vincitore di Masterchef, con il quale lei ha un rapporto stretto, e vi siete sentiti anche in questi giorni. E anche Luca Manfè ha scongiurato qualsiasi possibilità di perdere il nostro piatto di rappresentanza, chiamiamolo così. Quindi, fugati questi dubbi, siamo d'accordo che il frico, almeno in questi termini, non ce lo tocca a nessuno. Giusto, Franco Savio? Esattamente, noi siamo già presenti anche a New York, a Italy, quindi col frico potete mangiare frico in tutto il mondo senza nessun problema. L'importante è che sia buono, che sia leggero possibilmente, che il nostro è anche leggero contro quello che si potrebbe pensare sul frico, perché il nostro è scritto anche prontuario annuale celiachia, è gluten free ed è senza lattosio anche quello croccante. E con queste raccomandazioni salutistiche, con questi chiarimenti che gentilmente ci ha dato Franco Savio, lo ringrazio della partecipazione, lo saluto
E saluto tutti quanti voi e vi do appuntamento alla stessa ora domani sera con Viceversa. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie.